Ancora un miglio per 2 anni all'Arcoveggio, questa volta non solo femmine ma corsa mista. Sono 7 al via, 1 Godì dei Veltri, 2 Gioie dei Daltri, 3 Gowan Laumar, 4 Good Nights SP, 5 Gravina MF, 6 Galles dei Greppi in seconda linea, 7 Georgek Daghi. 2 debutti, Good Night SP e Gowan Laumar, con 2 buone prove di qualifica. Favori però per Godi dei Veltri, numero 1. Macchina che accelera, l'errore di Gioia dei Daltri, mentre si avvantaggia dall'esterno Gravina MF che va a condurre in poche battute. Numero E 2, poi Gioia c'è dei Daltri, l'errore squalificato. con probabile anche agganciamento fra Gioia dei Daltri e Gowan Laumar. E così al comando Gravina su Godì dei Veltri, 200 iniziali in 15,9. Più indietro segue Gowan Laumar che dovrebbe essersi rimessa in assetto senza subire alcun provvedimento, quindi è in terza posizione. Le altre a seguire tutti in fila indiana, completamento dei primi 600 metri che Gravina MF percorre in 49,1. Ancora nessuno a muovere all'esterno. Quarta posizione in corda per Georgek Daghi, mentre più indietro sono Galles dei Greppi e Goodnight SP. 1,5, passaggio al mezzo miglio. Ora sposta all'esterno con decisione Godì dei Veltri, va all'attacco di Gravina MF e tuttavia si difende al chilometro con un parziale in 15 secco. Insiste Godì dei Veltri su Gravina. I due prendono vantaggio quando siamo a 450 dall'arrivo e sono inseguiti da Gowan Laumar, gli altri molto più discosti. Intanto passa in vantaggio Godì dei Veltri che liquida Gravina AMF a 300 dalla conclusione. Ora all'esterno ci prova anche Gowan Laumar, mentre prende il largo Godì dei Veltri, entra nettamente in testa in dirittura d'arriva. Ultimi 100 metri di gara per Godì dei Veltri che nel finale vince da lontano, mentre coglie un ottimo secondo posto Gowan Laumar al debutto, mentre per il terzo è ancora Gravina MF a precedere il resto dei concorrenti. 1.17,8 il ragguaglio conclusivo, 29,6 di là, 33 a chiudere. Bel primo piano per Godì dei Veltri, Antonio Di Nardo in sediolo, che rimane in scia Gravina fino ai 600 conclusivi, poi decide di muovere, di attaccare per passare sull'ultima curva e isolarsi in retta d'arrivo. Godì dei Veltri, Antonio Di Nardo, Gennaro Casillo, per conto del signor Saverio Cortese.